Onorevole Capo di Casa, niente sfiducia al lupo, si va avanti. Ma era prevedibile perché sapevamo già che una grande parte dell'Assemblea regionale del partito non era d'accordo a provocare una crisi nella direzione del partito in un momento che è molto difficile sia dal punto di vista sociale sia perché ci attendono da qui al prossimo autunno e poi anche nella primavera prossima due importanti appuntamenti elettorali quali sono le regionali e le nazionali. Sarà nominato un ufficio politico che lo affiancherà. Esattamente, un ufficio politico che avrà il compito di affiancare il segretario in questa difficile fase, perché si tratterà di definire, diciamo, tutti gli assetti relativi alla competizione elettorale, quindi le alleanze politiche, i nomi da proporre, il candidato presidente, il programma da realizzare, quindi una serie di cose. Saranno presenti tutte le componenti. Saranno presenti tutte le componenti, sì. In che numero ancora è da definire, però questo credo che sia un problema secondario. Anche ad Agrigento il PD proverà a trovare una sintesi. Sì, ad Agrigento credo che sia meno complicato che a livello regionale perché qui abbiamo già una buona base di partenza, ci sono sempre discussioni come in ogni partito che si rispetti, in ogni grande partito che si rispetti, quindi, ma non sono tali da provocare traumi e problemi. Quale sarà il ruolo del Partito Democratico all'interno del governo regionale e nel Parlamento? Sta finendo chiaramente come alcuni di noi già da tempo prevedevamo. Il governo lombardo si sta dimostrando e si è dimostrato un governo non in grado di affrontare l'emergenza della Sicilia e in più su di lui, nonostante una parte maggioritaria del partito cercava di nasconderlo, gravano gravi pesi di carattere giudiziario. Io credo che ormai finalmente anche chi in ritardo e a malincuore si renda conto che un percorso è finito. Noi mercoledì mattina abbiamo la riunione di gruppo per decidere il tipo di comportamento da avere in riferimento al Partito Democratico, al governo lombardo. Il segretario Lupo ha ribadito che la nostra linea è una linea che guarda al centrosinistra anche in relazione al rapporto con il centro, ma che va messa da parte e definitivamente chiusa all'esperienza lombardo. Noi lo diciamo da tempo, io sono uno di quei parlamentari che da tempo, sin dall'inizio non ho mai condiviso un percorso politico che si è dimostrato disastroso e dannoso sia per il Partito Democratico ma soprattutto per la Sicilia. Ora occorrerà vedere come costruiamo delle alleanze che non escludono sicuramente l'MPA, men che meno in ambito locale, ma certamente escludono la riproposizione di Lombardo.